Vogliamo essere padroni a casa nostra oppure no? Ed è questo il quesito che mi auguro e spero a breve andremo a chiedere ai veneti. In attesa che si possano esprimere i veneti, si può già comunque affermare che ottenere una maggiore autonomia amministrativa per il Veneto appaia un obiettivo largamente condiviso in Consiglio regionale. Ciò che divide a Palazzo Ferrofini è piuttosto il modo. In particolare dai banchi dell'opposizione si contesta l'indizione di un referendum che alla prova dei fatti non sortirebbe alcun effetto. Sediamoci al tavolo col governo e materia per materia individuiamo quali competenze in più vogliamo avere. Un referendum di questo tipo così generico non porterà a nulla se non a spendere 14 milioni di euro dei cittadini veneti per una campagna elettorale semplicemente strumentale e di propaganda per il governatore Zaia. Di diverso avviso alla maggioranza, un ampio mandato elettorale, sostengono, serve a rendere più forte la posizione del Veneto con lo Stato centrale, e a chi contesta la spesa di 14 milioni di euro per sostenere la votazione si ricorda come l'ipotesi del passaggio di 24 comuni al Trentino Alto Adige o al Friuli Venezia Giulia attraverso un referendum abbia portato ad una maggiore attenzione dello Stato centrale, che si è tradotta in un finanziamento per quelle aree di 800 milioni in 10 anni. Quindi se 24 comuni sono riusciti a portare a casa all'interno di questa regione 800 milioni di euro, figuriamoci se si muove un'intera regione, magari con 3 milioni di votanti che dicono sì all'autonomia del Veneto, quali saranno gli effetti che poi riusciremo poi a portare a casa all'interno di questa regione.